Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro maestro veneziano. Oggi parleremo sempre di radionica, sempre di un circuito che il Degarra Maestro Veneziano hanno usato e usano attualmente per magari emettere, influenzare, rinforzare, pilotare, aiutare persone con le forze solari. Questo è un quadrante radionico, ma più che altro potrebbe essere anche un circuito radiostesico, dipende dal punto di vista. Io lo vedo più come un quadrante radionico. Qui ci sono i numerini del quadrato magico del Sole, dove praticamente vengono rappresentate le forze radioniche, eteriche del Sole. E qui ci sono come si dice, i valorizzatori creati dal decagono, formati dal decagono. Qui ci sono parecchi decagoni con 10 lati che rappresentano la forza creativa di Dio. Questo è un circuito che serve per quando, ad esempio, volete rinforzare con le forze solari, con le forze del 666. Vi ricordo che il 666 nell'Apocalisse è il numero della bestia, ma in realtà è il numero del sole, è il numero della forza, è il numero del leone, è il numero di Giuda, è il numero che crea e porta sempre benedizione. Quindi, quando utilizzare questo circuito? Beh, in teoria bisognerebbe utilizzarlo spesso e volentieri per rinforzare magari situazioni stagnanti. In questi giorni il maledetto veneziano ha proposto questo circuito per emettere, cioè questo è un valorizzatore e questo è l'emettitore. Dopo che si è valorizzato massimo un mese un testimone, che potrebbe essere la foto di una persona, il nome, il cognome e la data di una persona, si prende il testimone e lo si mette qui per emettere, ma questo potete vederlo in un'altra pillola. Poi in questi giorni ho parlato anche del quadrante radiostesico per selezionare le fasi lunari in un determinato periodo del mese per attivare o meno un circuito o un'operazione magica, no? È scaricabile in vari social. E poi questo per quando la situazione, ad esempio, è un'ave, sono dei simboli druidi che il decano veneziano usano per aiutare quelle situazioni un po' stagnanti, un po' cristallizzate, che hanno bisogno di una piccola spinta. Quindi anche di questo c'è una piccola pillola. E poi, visto che siamo in un periodo di guerra, di post-Covid, insomma, il lavoro è quello che è, questo circuito è un circuito che va a prendere e va a valorizzare con le energie eteriche dell'ape, che vi ricordo l'ape lascia e dà all'umanità cinque elementi: la pappa reale, il propoli, il polline, il miele e la cera. Beh, è un animale, un insetto molto potente che dà tantissimo all'umanità, e quindi noi andiamo a prendere anche dal corpo eterico dell'ape questa forza, questa energia per poter o aiutare o rinforzare il nostro posto di lavoro. Questo è un circuito radionico molto importante, ma per amplificare il potere vi ricordo, dopo aver valorizzato con questo circuito, l'emettitore, ma ne parlerò in una prossima pillola. Ritorniamo al nostro Sole. Il nostro Sole, il nostro quadrato magico del Sole, appunto, aiuta a impregnare di queste energie benefiche chiaramente il testimone che viene messo qua. Il testimone può essere una foto, lo ripeto, il nome, cognome, un cappello, qualsiasi cosa. Si prende il pendolino e si fa girare fin quando non finisce la forza cinetica del pendolino. Vi ricordo, massimo un mese, proprio nei casi più disparati un mese e mezzo, lo si lascia decantare sopra un armadio o in un posto sicuro. Bene, io cari amici vi invito come al solito, se volete fare domande in privato, a un consulto, oppure al Sibille Interattive Gratuite il lunedì alle 21:15 su StreamYard con il Degard, alle 18 al mercoledì col vostro maledetto veneziano e alle 21:15 venerdì sempre con le Sibille Interattive Gratuite con il Degard. Grazie cari amici e al prossimo video, ciao!